Buonasera a tutti, sono Alfonso Genchi, presidente dell'Accademia della Lingua Siciliana. Scusate un attimo, ecco, avevo un eco in cuffia che mi disturbavano un poco, l'ho tolto. E allora, dicevo, siamo in diretta per celebrare la giornata europea delle lingue, che cade appunto il 26 settembre di ogni anno, istituita dal Consiglio d'Europa. E la diretta di questa sera la dedichiamo alla trasmissione linguistica intergenerazionale. Che cos'è questa trasmissione linguistica intergenerazionale? È nulla di, diciamo, complicato, anche se non siamo abituati a riflettere sulla sua importanza. Proprio per questo direi di dare anche una definizione. Cos'è questa trasmissione intergenerazionale? È un processo di trasferimento di una lingua, in questo caso particolarmente parleremo chiaramente della lingua siciliana, da una generazione all'altra, alla successiva. In questa maniera è chiaro che trasmettendo la lingua da una generazione alla successiva si fa sì che la lingua non scompaia, perché il numero di parlanti, se tutti i parlanti trasmettono ai propri figli la lingua, il numero dei parlanti non diminuisce. Ecco, quindi già capirete l'importanza che ha la trasmissione intergenerazionale di una lingua, specie in un'ottica moderna in cui si è molto sensibili alla preservazione del patrimonio linguistico mondiale. Sapete che nel mondo si parlano circa 7.000 lingue e purtroppo ogni anno ne muoiono tante, cioè muore l'ultimo parlante di quella data lingua che scompare. Addirittura si sono fatti dei calcoli e sembra che scompaia una lingua ogni 2 settimane, cioè ogni 14 giorni muore una lingua, ed è un fatto terribile dal punto di vista culturale per tutta l'umanità. Non parliamo poi per la comunità che quella lingua l'ha parlata magari per secoli e secoli. Bene, stasera affronteremo questo argomento alla nostra maniera, cioè come, cercando di non essere molto pesanti, una chiacchierata, anche molto improvvisato nella migliore delle tradizioni delle nostre dirette dell'Accademia, e più che altro una maniera per riflettere su delle tematiche sulle quali magari non sempre ci si sofferma. Abbiamo degli ospiti con noi questa sera, vediamo, ne abbiamo tanti, iniziamo a farne salire in studio qualcuno. E allora, iniziamo con Arianna Lo Giudice. Buonasera Arianna. Buonasera a tutti. Buonasera. E allora, già avete visto anche altri ospiti. Arianna è autrice di una pubblicazione che ha avuto luce qualche mese fa, è stata presentata in Sicilia. È una pubblicazione carinissima che forse lei stessa ci può far vedere. Sì, vediamo se vedere questa, eccola qui, che vedete al contrario per una questione di schermo. C'era una volta, filastrocche in siciliano illustrate, tra l'altro illustrate da lei stessa, da lei stessa. Sì, esatto. Esattamente. Devo dire che gli ospiti di questa sera soprattutto sono degli autori di pubblicazioni che aiutano a trasmettere la lingua siciliana da una generazione all'altra, soprattutto aiutano i genitori, perché sono autori di libri per bambini. Quindi questa è la caratteristica
della serata di stasera. Parleremo della trasmissione intergenerazionale, parleremo di come trasmettere la lingua ai bambini, ai più piccoli, già dai primi giorni si può dire, perché quando una persona viene al mondo sapete che qualcuno dice anche prima, anche nella pancia della mamma, inizia a assorbire come una spugna tutti gli stimoli dell'ambiente, e tra questi stimoli ci sono anche gli stimoli acustici, e una parte degli stimoli acustici sonori sono proprio dovuti al linguaggio che soprattutto i due genitori usano. E allora io vorrei iniziare subito a parlare. Intanto scusate, vedo se sono arrivati altri ospiti. Ok, ancora no. E allora io faccio risalire sul palco Arianna. Eccola qui. Vi parlerò di questo libro. Come? Vi parlerò un po' di questo libro. Ma certo, infatti ti volevo invitare proprio a parlare di questo libro. Com'è nato? Com'è nata questa idea? Allora, innanzitutto, per chi non mi conoscesse, io sono, diciamo, un'illustratrice per diletto, non è il mio lavoro, anche se vorrei che lo diventasse. Io sono un'insegnante di italiano per stranieri. Ho studiato lingue orientali, ho insegnato italiano in Giappone per tanti anni, ma in questo momento abito negli Stati Uniti. Nel frattempo sono successe tante cose. Sono nati 2 bambini, mio marito è giapponese, per cui in casa già c'era una lingua in più. Mio marito non parla molto bene l'italiano, noi parliamo in giapponese e litighiamo in inglese, in modo che ci sia una lingua paritaria durante una discussione che insomma non favoreggi uno e l'altro. Quindi i miei figli, che sono uno è nato addirittura in America, uno in Sicilia, sono sempre stati abituati ad avere quello che si chiama OPOL, One Parent, One Language. Quindi ogni persona, ogni genitore, nel nostro caso ce ne abbiamo 2, col papà si parla in giapponese, con la mamma si parla solo in italiano, fuori si parla l'inglese. Noi possiamo parlare in inglese, ma non lo facciamo perché appunto vogliamo proteggere queste 2 lingue. Tornando in Italia quando possibile, giustamente premeva l'urgenza di avere anche il siciliano come quarta lingua, ma non solamente come 2 o 3 parole. Cioè, il mio intento è quello di avere dei bambini che un domani possono sentirsi culturalmente siciliani. Come sappiamo, la lingua fa parte della cultura, quindi un bambino che non parla siciliano avrà delle difficoltà a sentirsi siciliano, perché verrà escluso da una serie di battute comiche, da una letteratura splendida, da una serie di dinamiche sociali che sono diverse dall'italiano. Cercavo un libro in siciliano, non l'ho trovato come lo volevo io e quindi l'ho fatto. Allora, l'idea è, sì, praticamente è questo. L'idea è quella, queste mani che vedete sono le mani dei bambini, ma anche dei nonni e anche degli stranieri, perché comunque anche la Sicilia è sempre stata multicolor, diciamo, e lo è ancora di più adesso che ci sono anche degli stranieri che ci abitano. Quindi che cosa succede? In questo libro racconto, illustrando come se fossero appunto i miei figli a disegnare, o i vostri figli, o i vostri nipoti, o i bambini, i vostri vicini di casa, quelle che sono le filastrocche che sono più care a me a livello proprio sentimentale e culturale. L'intento del libro è quello di dare uno strumento ai miei figli, prima di tutto, ma anche ai figli degli altri, anche ai vostri, per non dimenticare che attraverso le filastrocche possiamo innanzitutto memorizzare con le cantilene, quelle che sono appunto delle filastrocche che ci ricordano l'infanzia, ma anche tirar fuori dalla nostra memoria delle filastrocche che magari hai sempre saputo ma che non te le ricordi più perché non c'è mai stata l'occasione di tirarle fuori di nuovo. Quindi il mio intento è quello di dare al lettore, giovane o meno giovane, l'opportunità di riconnettersi al proprio bambino interiore e di dire ai nipoti, ai figli, ai vicini di casa, ai bambini: guarda, questa filastrocca io la so così, io la so più lunga, no? Mi è stato detto tante volte: Arianna, ma perché hai tagliato questa filastrocca? Io la sapevo diversa, io la sapevo più lunga, mentre io personalmente la conoscevo solo in quella versione. Un'ultima cosa che voglio dire:
Nel libro ci sono anche delle mini minaglie, che anche quelle fanno molto ridere e mi ricordano un po' i miei nonni, o comunque gli anziani di Lingua Glossa. Io sono originaria di Lingua Glossa, sono nata e sono cresciuta lì fino a prima di andare all'università. Ho aggiunto quindi dei QR code, uno per le mini minaglie e un altro per le filastrocche, dove ho chiesto ai figli dei miei amici di registrare la loro voce e di fare in modo che fossero i bambini stessi a raccontare queste filastrocche. È stato difficile trovare dei bambini, non tanto dei genitori disposti, questo no, diciamo sono tutte persone che conosco, anche amici, però è stato difficile e un po' triste rendermi conto che molti bambini non lo parlano questo siciliano. E questo mi ha un po' spezzato il cuore, perché? Perché credo che in un mondo così multiculturale, anch'io stessa che parlo tante lingue e che cerco sempre di impararne di nuove, mi sembra veramente un peccato escludere il siciliano da questa gamma di lingue. Magari si paga la lezione privata di francese o di spagnolo, ma non si parla il siciliano in casa quando ce l'abbiamo sotto mano, e ci sono comunque delle sfumature nel siciliano che difficilmente troviamo in altre lingue. No, questo succede in tutte le lingue, per carità, tutte le lingue hanno delle parole intraducibili, però il siciliano ha una variazione, una gamma anche di aggettivi e di modi di dire che è un peccato, no? Se sento tanto freddo, non mi viene da dire sento freddo, dentro di me potrei dire stai ghiacciando, stai gigliando, no? Ci sono tante variazioni molto, molto colorite, molto colorate proprio. E quindi questo è l'intento del libro. E anche spero che possa appunto suscitare nei lettori questa sorta di nostalgia ma felicità di gridare: sì, io il siciliano lo so, te la dico io questa, io la so in questo modo questa filastrocca. Nella presentazione del libro a Lingua Glossa, che è appunto il mio paese, in cui più o meno ci conosciamo tutti, siamo 5.000, io vivo purtroppo lontana da tanti anni, però siamo o parenti o vicini di casa, o comunque qualcuno ha sposato tuo cugino, quindi più o meno ci conosciamo tutti. Ed è stato bello vedere come la gente, i giovani, bambini anche, ma anche persone anziane, sono venute a raccontarmi una filastrocca o una storiella, una mini minaglia della loro infanzia. Ecco, questo è stato molto bello. Benissimo, e allora per fortuna che la professoressa Lo Giudice ha sentito questa esigenza verso i suoi figli, perché indirettamente ha fatto un regalo a tutti i suoi colleghi genitori siciliani, che adesso possono avere a disposizione questo strumento che favorisce certamente enormemente la trasmissione intergenerazionale, perché contiene appunto delle composizioni tipiche che già nel passato erano usate inconsapevolmente in famiglia sin da piccoli, per trasmettere la lingua sin da bambini, quando però c'era un altro contesto che favoriva tutto questo, chiaramente. Quindi oggi a maggior ragione dobbiamo fare uno sforzo, perché il contesto esterno alla situazione familiare non favorisce la trasmissione intergenerazionale. Quindi usare i beddi filasciocchi di una volta c'era una volta, è una cosa assolutamente importante oggi, molto molto importante. Devo dire una cosa, Arianna, anch'io come lei ho sposato una persona che non è della mia stessa nazionalità. Mia moglie è spagnola e anche noi abbiamo usato il metodo OPOL, ok? One Parent, One Language. Mia moglie, che è spagnola, parlava a mia figlia sin da piccola in spagnolo, e io parlavo esclusivamente invece in italiano e siciliano. Certo è difficile gestire 3 lingue, non è facilissimo, però se si fa questa distinzione netta, il bambino capisce meglio la distinzione fra le lingue. Cioè quando parla con la mamma
e allora schiaccia l'interruttore dello spagnolo, quando parla col papà schiaccia l'interruttore dell'italiano e del siciliano. Poi, come dicevo prima, purtroppo l'esterno non favorisce tutto ciò, per cui mia figlia certamente sa parlare lo spagnolo, sa anche parlicchiare siciliano, però le competenze linguistiche in spagnolo e in siciliano non sono paragonabili a quelle che ha in italiano, perché a scuola ha studiato tutto in italiano e soltanto al liceo ha studiato qualcosa di spagnolo, se ricordo bene, a parte il francese e inglese, ma neanche questo mi ricordo. Comunque, diciamo che la trasmissione intergenerazionale necessita anche di un ambiente esterno che la favorisca, ma ci arriveremo più avanti a questo. Intanto volevo iniziare a curiosare su C'era una volta di Arianna Lo Giudice, e lo facciamo ascoltando una delle filastrocche. Ma chiamiamo in studio un'attrice che moltissimi di voi, io direi quasi tutti, conoscete, voi che frequentate la pagina e i social dell'Accademia della Lingua Siciliana, e stasera con noi per pochissimo, perché come vi ho accennato prima sta facendo un blitz, è impegnata altrove, ma ha voluto esserci, ed è con noi Emanuela Trovato. Ciao Emanuela. Buonasera, ma come parlate italiano stasera? Ah, parliamo italiano. Io un dissenente, però casi può parlare siciliano, ci mancasse altro, solo che noi parliamo italiano, intercalando quando ci capita col siciliano, perché siamo coscienti che attualmente ancora non siamo a un livello tale di recepimento da parte di chi potenzialmente ci ascolta, perché quelli che sono favorevoli sono contenti se parliamo siciliano, ma se solo parliamo a loro ce la cantiamo fra di noi, la cosa non funziona. Invece dobbiamo sensibilizzare anche le persone che ancora non hanno colto la grande importanza di preservare e parlare una lingua locale, una lingua regionale come è la lingua siciliana. E allora Emanuela, che ne fa sentire stasera? Che ne conti del libro di Arianna C'era una volta? Cosa ci fai ascoltare? Intanto volessi salutare per come si deve ringraziare per questo mito. Allora, visto che oggi è non a giornata da lingua siciliana, ma a giornata europea di lingua in generale, faccio vedere che so parlare anche l'italiano e quindi anche io posso parlare in italiano e switchare tra questi due codici. Ed è un grandissimo piacere, come sempre, per me partecipare a questi vostri eventi. Come giustamente hai detto tu, io mi trovo a Roma, visto che, ahimè, anche io faccio parte dei siciliani della diaspora e abito in provincia di Roma, e oggi mi trovo a un altro evento legato ai podcast. Chissà, un giorno potremo magari creare un podcast in lingua siciliana, chi lo sa. Per questa sera starò con voi, ecco, una decina di minuti almeno, insomma, con grande piacere, e poi spero, sicuramente sarà così, ci sarà una registrazione e la vedrò molto volentieri. Per questa sera tu mi hai mandato una breve, una filastrocca. Ecco, vedo un gomitolo. C'era una volta. E quindi procedo subito, o vuoi che parliamo, cioè, prima di questa filastrocca, dell'autrice, insomma, piacere Arianna? Allora io direi facciamo parlare Arianna, no? Questa filastrocca ha delle versioni leggermente differenti a seconda delle zone, come accade un po' per tutte le filastrocche, no? Arianna, come ti è venuta ad inserire questa? Allora, innanzitutto volevo ringraziare Emanuela Trovato per trovare, insomma, questo piccolo spazio anche per noi, grazie.
Allora, Luna Lunedda è una filastrocca che mi sta molto a cuore perché è quella che di solito si canta ai bambini per farli addormentare, o che comunque è una filastrocca molto siciliana in tutte le sue varianti. Mi piace molto perché si parla delle gudduredde, e quando io ero bambina mia nonna faceva il pane e la domenica di solito erano a giro alcune signore della via Dante di Lingue facevano questo pane, tutti avevano i forni e si facevano le gudduredde. Sapete cos'è la gudduredda? È un paninetto tipo un po' duro, l'impasto è un po' più duro rispetto al pane che si faceva di 1 chilo o anche forse di più, col buco in mezzo, il cuccidadello si chiama a lingua grossa. Comunque le gudduredde mi sono sempre piaciute perché alla fine di questo lavoro di impasto che durava un po', mia nonna infornava e poi io e mio fratello e chi c'era di turno di bambini potevamo fare le gudduredde, ce le potevamo infornare, quindi facevamo un po' le nostre forme e quello è quello che capitava. Nell'illustrazione del libro, quindi ho fatto un forno, ho fatto proprio la luna che inforna una cudduredda. A un certo punto della filastrocca si parla di San Giovanni. Io ho immaginato San Giovanni Battista, che lui era ipervegetariano, mangiava gli insetti, e quindi me lo sono immaginato un po' hippie. Infatti ho messo anche qualche tatuaggio, spero di non offendere nessuno. E quindi lui questa cudduredda non la vuole. Ah, grazie per le slide. Non vuole assolutamente mangiare questa cudduredda, che comunque è buona, e quindi la dà al signor Gregorio, a Don Brivoli. Don Brivoli la prende, però alla fine la dà ai conigli, perché dura, magari la bagna nel pane, no? Non so esattamente, la dà ai conigli, i conigli rompono una quartara che era piena di miele e alla fine si ringrazia San Michele. La filastrocca in realtà continua, soltanto che io nella mia infanzia l'ho conosciuta solo questo pezzettino. Ho scoperto poi, presentando il libro, che in realtà ci sono delle persone più grandi di me, anche solo di una decina di anni, che magari avevano dei genitori che erano più grandi dei miei, almeno di 10 anni, che la sanno in modo diverso. E quindi questo è anche un modo, diciamo, affascinante che ho avuto, come posso dire, uno scorcio del siciliano che mi mancava, no? Cara Arianna, mi hai tanto ricordato la mia nonna. Noi siamo anche di zone vicine perché io sono della zona del Giarrese. Siamo I miei vicini, ho nonni fatto il avevano liceo a Giarre. io avevo delle compagne con il tuo cognome, però insomma, magari chissà, parenti tue. I miei nonni, insomma, paterni avevano una casa proprio a Lingua Glossa e mia nonna invece materna, nella zona del Mascalese, faceva il pane e lo Pane di vendeva. mascali, buonissimo. Esatto, aveva anche le galline, quindi queste gudduredde erano, io le ricordo come dei dolci pasquali, cioè la La nonna guddura ci di faceva la Pasqua, guddura sì. per Pasqua, non sempre, ed era quell'impasto che ricordo io, come dici tu, una sorta di cordone, diciamo, un grosso grissino, però dolciastro, un po' dolciastro, non molto, e che veniva appunto attorcigliato intorno a delle uova, erano come delle uova di Pasqua molto Erano le uova semplici. sode. Si fa ancora comunque la Sì, guddura. sì, sì, le ho Sì. viste, le ho viste, esatto. E io quando siamo giù per Pasqua ci tengo tanto a far conoscere queste tradizioni anche a mio figlio, che, come gli ripeto sempre, è un siciliano nato a Roma. Io ho fatto di tutto per partorire sull'isola tiberina, perché dico quantomeno devi essere isolano. Io adesso mi incateno qui, se non c'è posto aspetterò finché non mi fanno entrare, perché era mio grande desiderio che avevo questa fissazione, insomma, che fosse Bello. isolano, anche se necessariamente poi è nato a Roma da 2 genitori siciliani. E quindi grazie davvero per avermi invece fatto conoscere questa filastrocca che io, a differenza tua, non conoscevo in nessuna versione, devo dire. Forse mi ricorda un po', non lo so, correggimi se non è così, dal ritmo che ha, mi ha ricordato un po' il gioco della campana, quello di saltellare lanciando il ciottolo. Beh Me l'hai... sì, ci potrebbe stare, insomma, è una cantilena, è una filastrocca che va bene, Oppure come funziona una benissimo come conta. cantilena.
Cioè, in che Come la contesto conta? tu te la ricordi? Cioè, quando è che si usava Si così per usava non come indicare? conta, non come conta, ma proprio come filastrocca che si diceva ai bambini, magari arrivava un bambino piccolo e si diceva, oh bellino, lo prendevi in braccio, te lo coccolavi un po' e gli canticchiavi questa cosa. Io ero curiosissimo di sentire Emanuela che recitasse questa filastrocca perché ognuno ha la sua maniera, ovviamente, di Certo. recitarla. Il sapere che Emanuela non la conosceva mi incuriosisce ancora di più, perché verrà fuori tutta la verve artistica, visto che non c'è un background di tradizione perché non la conoscevi, no, questa filastrocca. Quindi sono curiosissimo di vedere di ascoltare l'interpretazione di Emanuela. Faccio una piccola premessa. Sì, Siccome potremmo essere portati, effettivamente la struttura di questo testo è una filastrocca, a essere incantati da questo ritmo ed è fin troppo facile e anche ovviamente lecito dirla in una maniera molto ritmata, ma quasi che incanta, e incantare per me attrice ha sempre un po' il senso di portarci fuori dalle singole parole, dal farci scoprire i veri significati di ogni singola parola. Quindi ho provato un po' a rompere questo ritmo e quindi ci provo qui insieme a voi e ve lo Prego, non vediamo presento. l'ora. sei pronta? Sì. Forza, partiamo! Luna luneggia, fammi una cudduredda, fammi la beddaranni, ce la porto a San Giovanni. San Giovanni non la voli, ci la dogno a Don Privoli. Don Privoli si la picchia, ci la dona l'iconiglia. L'iconiglia scala scala, si rompiu la beggia quartara. La quartara è china di meli, viva viva San Micheli! Bravissima! Bella, grazie. Bravissima! Vedo che ci sono applausi anche dietro le quinte. Tra poco faremo entrare qualcuno, qualche altro ospite. Emanuela, io so che tu mi immagino che tra poco dovrai andare, non ti voglio trattenere oltre, anzi ti ringrazio enormemente per aver accettato l'invito nonostante quest'altro impegno che è in contemporanea. Però se vuoi dire qualcosa prima di lasciarci, ti ridò la parola. Sì, grazie a voi come sempre, è un grandissimo piacere e onore per me essere annoverati tra i cultori, gli amanti, gli estimatori, gli attivisti della lingua siciliana, perché non muoia, ma anzi si sviluppi, sopravviva e si sviluppi. E la trasmissione linguistica intergenerazionale presuppone proprio che noi insegniamo alle nuove generazioni tutto quello che sappiamo, migliorando al contempo noi stessi, perché io mi metto in primis fra quelle persone che vogliono sempre imparare di più, perché altrimenti il siciliano diventa come il latino, ecco, qualche cosa di cui mettere un intercalare nella nostra quotidianità che è fatta di italiano. Quindi il mio impegno è anche quello di mio marito, di un'altra zona della Sicilia, perché lui è palermitano, è proprio quello di cercare, per quanto possibile, pur vivendo fuori dall'isola, il che è ancora più difficile, di trasmettere al nostro figlio, che adesso ha 10 anni e mezzo, quello che riusciamo a dire in siciliano. E devo dire che ogni tanto il gioco serale è quello di mamma mi traduci questo, e poi ovviamente le traduzioni letterali sono quelle che fanno di più sganasciare dalle risate, come succede in tutte le lingue. E quindi ecco, imparare le lingue apre la mente, non sono certamente io a dirlo, ma lo dice la scienza, e quindi grazie davvero per unirci e fare la forza che è questa unione, cioè per la trasmissione della lingua siciliana.
E viva tutte le lingue. Grazie mille. Grazie Emanuela, grazie di essere stata con noi, buon proseguimento con i tuoi impegni, ci vediamo presto. Grazie. Ciao Emanuela. E le persone collegate. Ciao. Ciao. Approfitto anch'io per salutare queste persone che ci stanno seguendo. Non mi aspettavo che il venerdì ci potesse seguire qualcuno il venerdì sera. Di solito le nostre dirette sono il lunedì, che è una giornata in cui si esce poco. Invece devo dire che abbiamo un po' di gente che ci sta seguendo, ci saluta e noi ricambiamo e diciamo di interagire con noi se avete delle domande o delle esperienze da raccontare, brevi chiaramente. Per esempio poco fa qualcuno, quando parlavamo di mariti e mogli di nazionalità diverse, ha voluto raccontare questa sua esperienza. E adesso passiamo invece a due nuovi ospiti. Vediamo, li facciamo entrare preceduti da un brevissimo filmato. Sono Flavio Bomberuno e volevo presentarti il mio nuovo libro illustrato per bambini, dal titolo Parliamo in siciliano, che raccoglie una serie di parole siciliane estinte e altre in fase di estinzione. Valorizza insieme a me il patrimonio linguistico siciliano. Ora lo puoi fare acquistando il libro illustrato su Amazon. Ti ricordo che il ricavato sarà devoluto interamente ad associazioni che operano nella disabilità. Cosa aspetti? Acquistalo subito. Ed ecco, con noi abbiamo proprio Nino e Flavio, papà e figlio. Ciao Nino, ciao Flavio. Buonasera. La buona serata a tutti noi. E allora, sento rumori, c'è un po' di eco, ci dobbiamo abituare quando Nino e Flavio hanno il microfono acceso, c'è questo piccolo rimbombo. E allora, Nino, Flavio, com'è nata questa idea di fare un libro sulle parole siciliane? Vuoi parlare tu? Okay, parla. Non ci sono problemi, chi vuole parlare parla. Allora, mi sentite? Sì. Allora, il libro nasce, allora, questo è uno dei tanti libri illustrati che diciamo abbiamo realizzato insieme a Flavio Bomberuno. Ha una collezione di libri che sono libri educativi e didattici per bambini dai 3 ai 10 anni. In questa collezione abbiamo voluto fortemente inserire un libro illustrato dedicato alla nostra lingua siciliana e abbiamo creato 23 parole, diciamo, scelte che sono estinte o in fase di estinzione, cioè delle parole che non si dicono più completamente, scomparse anche 40 anni fa, 50 anni fa, e ecco, questa è la copertina, grazie. E poi altre parole che invece sono a rischio di estinzione, che ormai non dice più praticamente più nessuno. Ecco, questo è l'intento, proprio perché si vuole cominciare da capo, si vuole cominciare dai più piccoli, visto e considerato che la nostra amata lingua siciliana perde parlanti giorno dopo giorno e che ovviamente ormai l'italiano, senza nulla togliere all'italiano, che è una lingua che amo ugualmente e chiamiamo un po' tutti e la sentiamo ormai come anche lingua madre in un certo senso, ma la vera lingua madre rimane sempre la lingua siciliana. E quindi ci siamo inventati questa pubblicazione che abbiamo portato già nelle scuole, porteremo ancora nelle scuole. La pubblicazione è in vendita anche su Amazon. Molti insegnanti mi risulta che l'hanno già acquistata, almeno qui nella nostra zona, nel Trapanese, perché ce ne hanno dato dimostrazione attraverso le foto che ci hanno mandato. Quindi questi sono segnali positivi, perché in classe poi ci saranno insegnanti che dedicheranno qualche ora così a quantomeno a far
assaporare ai più piccoli le parole siciliane. Flavio, Nino, una curiosità. Volevo sapere da Flavio quale parola siciliana gli piace di più di tutti. Non è che forse deve essere nel libro, è una che non c'è. Qual è la parola siciliana a cui tu sei più affezionato? E non diciamo abbastanza La parola a cui io sono molto affezionato è zaccano. Come? Zaccano. Ah, perfetto. è una parola presente nel libro, È zaccano. presente, sì, È e presente nel libro, infatti. che è l'ultima, perché la Z è l'ultima parola, ma ce ne Sì, sono tante altre, muccaturi, gebbia, Aciditto. aciditto, giurnataro, e insomma noledo. Ecco, per esempio, noledo è un'altra parola che io amo tantissimo. Giurnataro. Giurnataro, esatto. Ce ne sono tante parole che, ripeto, sono alcune estinte completamente. Giubbere è completamente estinto. Io sono 40 anni che in famiglia non sento più la parola ciubere. Quando ero piccolo, in famiglia questa parola era comune. La sentivo, piglio ciubere, metto ciubere. Oggi invece da molti anni ormai è completamente in disuso. E così tante altre parole di questo libro che con Flavio promuoviamo per questa causa. Ricordo che il ricavato, lo voglio specificare, che con Flavio facciamo tanta beneficenza e abbiamo donato attraverso la raccolta, diciamo, del ricavato di tutti questi volumi che abbiamo comprato una sedia elettrica per un disabile di Valderice, abbiamo donato una sedia job per la spiaggia alla Croce Rossa per far sì che i disabili possano fare il bagno, e abbiamo poi donato degli importi ad alcune associazioni che operano nella disabilità. E bisogna dire che state facendo un lavoro veramente eccezionale, e i miei complimenti a Nino e soprattutto a Flavio, veramente eccezionale. Flavio va nelle conferenze, veramente incredibile, bravissimo, bravissimo. E allora, vorrei fare un break, non nel senso che ti saluto e mi vai, volevo un poco ritornare a parlare. Nino, se puoi spegnere il microfono, grazie. Sì. Dicevo, volevo ritornare un poco a parlare dell'importanza dell'esistenza di un'altra lingua madre, perché Nino mi ha fatto ricordare, dicendo l'italiano è nostra lingua madre, ma anche il siciliano è lingua madre, anzi è forse lingua madre per eccellenza. Ecco, avere due lingue madri significa vivere in situazione di bilinguismo, e vorrei farvi vedere una frase che un professore, credo sia andato in pensione adesso, molto importante, della Ca' Foscari, che è un'università veneta, che diceva: avere una lingua diffusa sul territorio e quindi accessibile, e non sfruttarla, soprattutto nei primi anni di vita, per far crescere una persona con le caratteristiche neurologiche e psicologiche del bilingue, è una semplice follia, uno spreco di opportunità. Il professore Balboni ci diceva questo, e aveva tutte le ragioni di questo mondo, perché si è visto in maniera scientifica, quindi con degli strumenti scientifici, delle analisi scientifiche, si è visto che un bambino che vive in un ambiente bilingue ha dei vantaggi notevoli rispetto a un bimbo che viene cresciuto in un ambiente monolingue. E col vostro permesso volevo dare un'occhiata assieme a voi a questi vantaggi. Qui ce ne sono 14 elencati, io non li vado a leggere tutti, ma vorrei sottolineare che partendo dall'evidenza
e si capisce perché, è facilmente intuibile che un bambino abituato in un ambiente bilingue ha più facilità nell'apprendimento di una terza lingua, di una lingua straniera, per esempio, no? Questo è comprensibilissimo il motivo, ma si è vista una cosa che non era detta che fosse così, cioè si sono visti che i risultati medi dei bambini bilingui in tutte le materie scolastiche sono superiori rispetto ai bambini monolingue. Ovviamente usceccu c'è sia tra i monolingue che tra i bilingue. Io sto parlando di risultati medi, della media, no? Che è significativa questa differenza tra la media tra l'universo monolingue e la media dell'universo bilingue, che è superiore a livello di, appunto, di risultati scolastici, di voti. E qui si sono interrogati alcuni studiosi. Questi risultati, ripeto, sono stati tirati fuori da analisi scientifiche, quindi si sono fatti dei test scientifici con popolazioni monolingue, bilingue, eccetera. In Catalogna è accaduto, per esempio, ma anche in altre parti del mondo i risultati sono stati uguali sempre. I bilingue avevano una marcia in più. Allora ci si è chiesto, ma perché? Perché anche nelle altre materie riescono meglio se sono cresciuti in un ambiente bilingue? Pare che la ragione sia la seguente: il bambino bilingue è abituato sin da piccolo a prestare attenzione a schiacciare un interruttore. Quello che dicevamo prima, no? Quando parlo con mamma devo capire che è una lingua, quando parlo con papà switch, è un'altra lingua. Questo continuo cambiare, anche se non accade in un ambiente in cui si usa il metodo OPOL, perché in ogni caso il bambino è costretto a fare questo cambio quando sente una lingua e dopo neanche 10 minuti un'altra lingua. Quindi questa abitudine a essere concentrato per cambiare l'interruttore del codice linguistico fa sì che in tutte le materie il bambino bilingue ha una capacità di concentrazione maggiore rispetto al bambino monolingue, ed è risaputissimo che uno dei segreti per riuscire nello studio è la capacità di concentrarsi, ovviamente. Questa è un'ipotesi che è stata posta. Prego Arianna, addumare un microfono. Ora drumiamo. Allora, vorrei aggiungere un brevissimo commento. Il fatto di essere bilingui o multilingui, come nel caso per esempio della mia famiglia, noi siamo monitorati, cioè i miei figli soprattutto, non tanto noi genitori, da un'università della Georgia, qui negli Stati Uniti, che ci segue ormai da 3 anni pieni, quasi 4 anni, per uno studio che si concentra sull'ansia e sulla depressione nell'età dell'adolescenza. Quello che queste studiose vogliono dimostrare è che un bambino esposto a più lingue, dal bilinguismo al multilinguismo, al multiculturalismo, perché in fondo la lingua è lo specchio della cultura, avrà meno, cioè è drasticamente meno la possibilità che questo adolescente possa essere depresso, triste o possa avere problemi di ansia, perché lo stesso problema che il ragazzo affronterà lo potrebbe potenzialmente risolvere nelle varie lingue, cioè nelle varie culture delle lingue che conosce. Faccio un esempio: se in Sicilia arrivi in ritardo a un appuntamento, a un colloquio di lavoro, non succede niente. Se in Giappone arrivi tardi a un colloquio di lavoro, sei assolutamente, come posso dire, non vieni più considerato, no? Perdi l'opportunità di presentarti. Un bambino che conosce anche il siciliano può dire: vabbè, tanto, non ti preoccupare, tanto poi come finisci di seconda, potrebbe trovare una serie di espedienti in siciliano, in italiano, in spagnolo, in francese, che potrebbero aiutarlo a risolvere quella situazione di crisi, di ansia, di una possibile tristezza, ecco, non dico depressione perché sto facendo un esempio così stupido. E quindi stanno cercando di dimostrare questo. Con i bambini più grandi ci sono già riusciti, quindi
poter padroneggiare più di una lingua, significa anche poter padroneggiare più di una cultura. Nel caso specifico nostro, di siciliano e italiano, si parla comunque di un approccio diverso alla vita, parliamoci chiaro. Il siciliano, in siciliano ci approcciamo alle cose in modo molto differente, no? E quindi questo potrebbe aiutare anche i bambini semplicemente siciliani, senza che parlino 6.000 lingue, basta parlare italiano e siciliano per avere un cervello un po' più protetto. Ecco, questo volevo sottolineare. Grazie mille Arianna, interessantissima questa cosa qui. Non è tra le cose che sono incluse qui, ma bisognerebbe includerle. Invece una cosa... Però numero 9, maggiore autostima e sicurezza nei rapporti sociali. Quindi, sì, in realtà è un po' un'unione di varie cose, no? Qui si parla di maggiore autostima e sicurezza nei rapporti sociali, maggiore consapevolezza e rispetto delle diversità culturali, eccetera, eccetera. Ma una cosa che mi ha stupito un poco di anni fa, quando iniziai a studiare queste cose sui vantaggi del bilinguismo, è che si è visto, sempre in maniera scientifica, che nelle popolazioni bilingue l'Alzheimer viene di meno, cioè c'è meno presenza di Alzheimer rispetto a una popolazione monolingua, e l'età di insorgenza media è ritardata di 5 anni. Pensate un po', ha degli effetti il bilinguismo persino nella salute, nel campo della salute neurologica particolarmente. Anche qui potrebbe essere semplice capire il motivo, no? Perché un cervello che è in attività, questo è stato dimostrato, no? Rischia meno la demenza, no? Invece un cervello che è meno attivo rischia di più. Il fatto di essere bilingui è essere più in attività, perché si fa un lavoro continuo di cambio, di switch, come dicevamo prima, e questa è un'attività che tiene il cervello appunto sveglio, attivo, e in un certo senso lo protegge dalle malattie neurodegenerative. Quindi sono incredibili i vantaggi che ci sono nel crescere i propri figli in un ambiente bilingue, sono veramente incredibili. Eppure vi faccio vedere purtroppo una immagine che non è bella. Vediamo se riusciamo, eccola qui. Ecco, in questa immagine ci sono 4 linee spezzate, continue, azzurre, nere, grigie, quello che è. Vediamo cosa sono. È l'andamento nel corso degli anni, almeno in quegli anni in cui si sono fatte delle indagini, che sono l'87, poi il 95, il 2000, il 2006 e infine l'ultimo dato ci giunge dal 2015. Vediamo queste linee. La prima, quella più alta, quella di colore azzurro chiaro, questa qui è la percentuale di persone che parlano nella propria famiglia solo o prevalentemente in italiano. In Italia, non in Sicilia, quindi riguarda tutte le lingue regionali d'Italia, purtroppo chiamate ancora da noi dialetti. Da noi e solo da noi. E come vedete la percentuale è leggermente aumentata nel corso degli anni. La seconda linea, se guardiamo a sinistra, quella che era prima la seconda, quella più in alto dopo quella che abbiamo visto, cioè quella di colore grigio continuo, invece è la percentuale di famiglie in cui si parla solo o prevalentemente la lingua locale. Vedete come è scesa vertiginosamente dal 32%, oggi siamo addirittura al 14,15%. Questi sono dati, ripeto, italiani. In Sicilia, in Veneto, in Campania, in Calabria, per fortuna questi dati sono un po' più altini, ma la tendenza purtroppo è sempre quella in discesa. Poi abbiamo la linea tratteggiata blu. Quella indica invece la percentuale di famiglie in cui si parla sia in italiano che in lingua locale, quindi 50-50. Chiaramente
è una percentuale che è rimasta quasi costante o è leggermente cresciuta. Perché? Perché diminuendo la percentuale delle famiglie che parlano prevalentemente in lingua locale, è chiaro che aumenta questa, perché almeno ogni tanto la parlano. Poi l'ultima è una linea sui generis, un po' moderna, infatti all'inizio era quasi assente, la percentuale delle famiglie in cui invece si parla una lingua straniera. Chiaramente con l'immigrazione è salita questa percentuale. E quindi purtroppo siamo messi male. C'è questa tendenza che ci ricorda l'UNESCO, se non viene attuata una politica particolare, porterà alla morte della lingua, in questo caso delle nostre lingue locali regionali. Non dimentichiamo che il siciliano, nell'Atlas dell'UNESCO, l'UNESCO redige ogni tanto il cosiddetto Atlas delle lingue del mondo, mette solo le lingue, non i dialetti, e quindi c'è anche il siciliano, perché il siciliano non è un dialetto, è una lingua che ha un proprio codice ISO, SCN, che viene assegnato solo alle lingue e non ai dialetti. Dicevo, l'UNESCO all'inizio, nel primo atlas che creò, che si chiamava ai tempi il Red Book, mise il siciliano nella massima categoria assieme all'inglese, allo spagnolo, all'italiano, a tutte le più importanti lingue del mondo, perché non correva alcun rischio di estinzione. Purtroppo, ultimamente, il siciliano ha fatto un salto di categoria, è uscito fuori da questa bellissima categoria ed è andato in quella precedente. Cosa comprende la categoria dove è attualmente il siciliano? Comprende quelle lingue che non corrono immediatamente il rischio di estinzione, perché ancora ci sono un buon numero di parlanti, ancora in parte viene trasmessa in famiglia, ma che sempre meno viene trasmessa e che si parla soltanto in ambiti amicali o familiari. Questo è un campanello d'allarme importante. Perché? Perché si è visto che quando si entra in questa categoria non si esce più dal processo che porta all'estinzione, a meno che non si intraprendano delle politiche volte a tutelare e a favorire la trasmissione intergenerazionale. Quindi il siciliano è entrato purtroppo in un contesto che lo porterà all'estinzione se non facciamo qualcosa. Ora, noi cosa possiamo fare, noi cittadini? Possiamo fare poco e tanto. Poco perché non possiamo certamente obbligare le istituzioni, anche se le possiamo sensibilizzare, a attuare delle politiche linguistiche, no? Però noi possiamo trasmettere la lingua in famiglia, potremmo parlare ai nostri picciriddi in siciliano. Ecco, chi non vuole che il siciliano si estingua, mi rivolgo soprattutto ai giovani genitori che avranno dei figli o già hanno dei figli piccoli, parlateci in siciliano, non ci parlate solo in italiano, parlateci siciliano e italiano, tutti lui, perché così faremo in maniera tale che i nostri figli continueranno ad avere quel bagaglio che non è solo linguistico, come giustamente prima ricordava Arianna, ma che è anche culturale e identitario, che è un vantaggio, come abbiamo visto, rappresenta un vantaggio non soltanto perché avendo un bagaglio lessicale, un bagaglio di suoni doppio, sono facilitati ad apprendere una terza lingua, quindi saranno facilitati ad apprendere la lingua straniera. Penso al suono inglese di train, no? Il TR inglese, molto simile, certamente più simile al suono del TR siciliano che non a quello del TR italiano. Ecco, avere nel proprio bagaglio di suoni questo suono già facilita, come diceva il mio professore di inglese del liceo, facilita una dizione migliore in inglese. Questo è un piccolo esempio, ma pensate un po' quante altre cose sono importanti per apprendere una terza lingua. Ma
io non vorrei dilungarmi, voglio anche interagire col pubblico. Buonasera Giuseppe Gerbino, notissimo poeta, bravissimo, e caro amico di Nino Barone. Nino, no? Che mi dici di Giuseppe? Si divertono degli sketch ignoranti che fanno finta di azzuffarsi fra di loro, non solo dei poeti, sono anche degli attori bravissimi. Allora, Peppe cosa dice? Il bilinguismo agisce da riserva cognitiva, può ritardare l'esordio della demenza senile. Infatti, le persone bilingui mostrano prestazioni cognitive migliori grazie a una maggiore capacità del cervello di compensare l'atrofia. Esattamente, proprio come dici, Peppe. Abbiamo tanti commenti. Io saluto anche Nicolò Lentini, che è autore di un altro strumento didattico importantissimo per i nostri figli, e devo dire anche per i figli delle comunità di siciliani nel mondo. Sto parlando in particolare del suo alfabetiere, che vediamo se lo possiamo far vedere, almeno la copertina, il mio grande alfabetiere in lingua siciliana, che ha delle edizioni, questa è quella in italiano, come vedete c'è la bandiera italiana a parte la siciliana, ma poi c'è anche l'edizione. Qui abbiamo una foto di una sua presentazione in cui presenta tutte le edizioni. Abbiamo un'edizione spagnola, una inglese, spero di non dire fesserie, una francese e una portoghese. E se non c'è qualcuna di queste ci sarà a breve, non mi ricordo. Scusami Nicolò se non ho detto qualcosa di perfetto, ma l'importante è la pubblicazione, che è utilissima, così come quella di Arianna e quella di Nino. Ecco, registriamo una cosa bellissima che prima non c'era. Adesso c'è un fiorire di queste pubblicazioni adatte per i nostri figli. Fino a 3-4 anni fa scrivevano alcune persone all'Accademia della Lingua Siciliana e chiedevano: ma come possiamo insegnare il siciliano ai nostri figli? Ci sono dei libri, ci sono delle pubblicazioni di filastrocche, di indovinelli, degli abbecedari. Non c'era quasi nulla 5 anni fa. Adesso è un fiorire di queste iniziative e questa è una cosa veramente bellissima, e dobbiamo essere grati a chi si è impegnato per produrre questo tipo di strumenti, veri e propri strumenti didattici da usare con i nostri figli sin da piccoli. Bene, io direi adesso di far salire in studio una bravissima narratrice che molti di voi conosceranno, perché spesso l'abbiamo vista anche impegnata nel declamare alcuni lavori di un poeta che, come Nino Barone e come Giuseppe Gerbino, fa parte del collegio scientifico dell'Accademia della Lingua Siciliana. Mi sto riferendo ad Alessio Patti, che salutiamo nel caso in cui ci dovesse ascoltare anche in registrato, e sto parlando della bravissima, appunto, narratrice Giada Circonciso. Vediamo di farla salire sul palco. Ciao Giada! Buonasera a tutti, mi sentite? Benissimo, ti sentiamo. Forte e chiaro. Intanto saluto Arianna, la professoressa Arianna, la quale stasera è bellissima stasera. Voglio salutare tutti i collegati, facendoli divertire un attimo, perché dobbiamo per forza, visto che si è parlato di filastrocche, e le filastrocche siciliane, la cui origine è legata soprattutto al dialetto siciliano, al cuntu, quindi alla cultura del cuntu e canto siculo. 7, 14 e 28, rapa ma porta che sul mio picciotto dei 24 anni, rapa ma porta che sul mio Giovanni vestuto pulito, rapa ma porta che sul mio tozzito. Ho salutato. Bravissima. Ho solo salutato, ho aperto il sipario, semplicemente aperto un sipario per gli adulti che amano le filastrocche, le quali sono state tramandate dai nonni, i nostri nonni. E viva i nonni che ci hanno svezzato, almeno per quello che mi riguarda,
La mia nonna materna mi ha svezzata con le filastrocche, quindi insomma mi diverto, visto che provengo tra l'altro da un volgare nobilitato, perché sappiamo che la lingua siciliana è una lingua volgare, quindi da vulgus, la lingua del popolo in latino, quindi dal latino vulgus. Io vengo dal volgare nobilitato, il maestro Alessio Patti mi ha tirata su bene in questo senso, e quindi stiamo parlando del basso medioevo, quindi la corte di Federico II, XIII secolo, l'aulico siciliano, quindi quello che si insegnava ai nobili, alla gente, insomma, che sì, Fonso dici. Giada, dico, tu mi spingi a far ricordare che il primo volgare, appunto nel senso che hai spiegato perfettamente tu, ad assurgere a lingua di cultura, a lingua poetica, in quello che oggi è il territorio dello Stato italiano, è stato proprio il volgare siciliano alla corte di Federico II, come hai ricordato. Attorno al 1225, ora si tende un po'... Stiamo parlando del basso Fonso del basso medioevo, quindi XIII secolo, sì. Esattamente. Quindi questo primato della lingua siciliana, che è stata la prima lingua volgare a diventare lingua di cultura in quella che oggi è l'Italia. Ovviamente ai tempi c'era una situazione diversa, c'era il Regno di Sicilia, eccetera, eccetera, ma io mi riferisco ovviamente a quello. Bene, io prima di ridare la parola a Giada, che non lo so se magari ci vorrà far ascoltare qualche altra cosa. Assolutamente sì, l'ho fatto anche per la professoressa e il suo libro, per onorare questo lavoro che devo dire merita, e ho avuto il piacere e il privilegio di essere anche la lettrice di queste filastrocche. Sì, ce ne sarà un'altra, forse, un'altra. Perfetto. Volevo, prima di ridarti la parola, interagire un poco con il pubblico che ci sta ascoltando. Innanzitutto pare che non abbia detto molte fesserie, mi segnala Nicolò, corretto? Quindi ho insertai gli idiomi in cui ha pubblicato il libro. Ma poi c'erano delle domande, vediamo se le riesco a pescare, di Alessandro Nobile, che alcuni minuti prima faceva una domanda, credo ad Arianna, però Arianna ha risposto, quindi sono riuscita a rispondere. Il libro sì, è riuscita a rispondere. Sì, ok. Poi c'è un'altra domanda, sempre di Alessandro Nobile, che stavolta è rivolta a Nino Barone, a Flavio. Nino, mi pare che la risposta è no. Aspetta, qual è la domanda? Un navire. È questa qua, è possibile acquistare il libro? Allora, sì, lo può acquistare direttamente da noi, qui a Trapani. Ah, quindi si può, pensavo che non era possibile. Perfetto. Sì, noi abbiamo sempre qualche copia disponibile per chi ovviamente non è avvezzo ad acquistare online, diciamo. Perfetto, mi scuso con Alessandro se abbiamo risposto soltanto adesso, ma capirete le esigenze della diretta. E allora, prima di passare la parola a Giada, c'è una mano alzata di Arianna, o sbaglio? Sì, scusatemi, io sono negli Stati Uniti, quindi non ho copie fisiche con me. Il libro si trova su Amazon, però c'è un piccolo negozio a Catania, si chiama Babuò, magari lo scriverò nei commenti, dove si possono acquistare i miei libri. Ci sono probabilmente 10 copie, non moltissime, però ci sono ancora delle copie disponibili. La persona che ha impaginato il libro, la grafica, è la proprietaria di questo negozio, e ci sono alcune copie anche lì a Catania. Scriverò nei commenti. Perfetto, grazie Arianna. Allora Giada, vogliamo riascoltarti, vogliamo sentire la tua voce. Sì, sono qui. Intanto, a proposito di Luna Lunedda, che è la filastrocca, una delle tante filastrocche del libro della professoressa, che parla di un'invocazione alla luna, quindi tutte le filastrocche dietro a questi punti c'era un modo anche di
beffeggiare o sbeffeggiare i regnanti, il potere di questi regnanti che dava fastidio al popolo. È ovvio, è tradizione antichissima, e questa qua che adesso io vi interpreterò non c'è nel libro, vero professoressa che non c'è, Arianna? No, proprio questa non c'è, no, perché era veramente complicata da disegnare. Dico la verità, perché ci ho pensato a un certo punto, perché mi ricordo una mia cugina che si chiama Graziella, che aveva una casa, cioè sua nonna veniva, diciamo, in villeggiatura a Lingua Glossa in estate e la diceva in continuazione, quindi era proprio una filastrocca che leggo a questa mia cugina, però era un po' complicata, era lunga, era difficile da disegnare, quindi l'ho scartata, ma è una filastrocca che adoro, anche perché Giada è riuscita a riempire di gioia i partecipanti alla presentazione del mio libro a Catania, perché l'ha recitata tutta e la conoscevamo tutti, e quindi eravamo veramente incantati da questa. Prego. E allora forza, Giada! Mi ha dato, come si dice, no, il benestare a proposito di questa. Ma certamente, certamente. Che racconta la storia di un re baffuto, con i baffi grandi e lunghi, che non mariterà mai la figlia, questa principessa, giammai dare la propria figlia, quindi questa bellissima figlia, a un uomo qualunque, a un uomo del popolo. Che vuol dire questo? Vuol dire che poi il popolo invece sbeffeggerà, quindi beffeggerà il re, e non solo uno, faranno per tutti i re, ce ne sarà per tutti i regnanti, allora era così, proprio per il suo modo e questo potere che era nullo di fronte a coloro i quali, insomma, avevano poteri diversi e forse più forti, quelli del popolo. Se oggi fosse così, caro Fonso, e mi fermo qua, c'era una volta il re, Bafè, Viscotto e Minè. L'ure c'aveva una figlia, Bafiglia, Viscotto e Miniglia. Sta figlia, Bafiglia, Viscotto e Miniglia, aveva un aceggio. Bafeggio, Viscotto e Minetto. Norno staceggio, Bafeggio, Viscotto e Minetto. A Bulò. Allora l'ure, Bafè, Viscotto e Minè disse: accucciava l'aceggio, Bafeggio, Viscotto e Minetto, ci dormiamo figlia, Bafiglia, Viscotto e Miniglia. Giovanni l'aceggio. Ci risse in carroso, vavoso, fetoso, viscotto e minoso. Allora, Bafè, Viscotto e Minè, ci dissi: io, me nascedo, Bafè, Viscotto e Minetto, te dava mia figlia? Viscotto e Miniglia? Vatti, ne sciò, vavoso, fetoso, mormoso, Viscotto e Minoso. Bravissima Giada! Tra l'altro questa filastrocca mi ha fatto ricordare la mia infanzia, perché sì, ai miei tempi si recitava, e mi ha fatto ricordare anche un'altra giornata europea delle lingue che l'Accademia ha tenuto all'interno di una scuola di Monreale in provincia di Palermo. Questa giornata europea delle lingue è stata celebrata da questo istituto, l'istituto Antonio Veneziano, tra l'altro, intitolato a un grandissimo della letteratura in lingua siciliana, e i professori, maestri, era una scuola credo elementare e media, non ricordo bene, insomma hanno preparato delle cose con gli alunni, per cui poi durante questa giornata che abbiamo passato in questo istituto, le scolaresche sono state chiamate appunto a far vedere cos'è che avevano preparato, e un gruppo preparò proprio questa filastrocca del re Bafè. Un re Bafè. Ma tra gli ascoltatori c'è qualcuno che la conosce? Fateci sapere.
Ah, ecco. Un tempo conosciutissima, da ripubblicare. Anch'io io devo dirvi che sono palermitano, nato a Palermo, cresciuto e vissuto a Palermo, però, siccome i miei genitori erano entrambi professori, di matematica entrambi, ma questo è un dettaglio, avevamo delle vacanze lunghe, perché il professore aveva, oggi forse un po' di meno, delle vacanze lunghe ai tempi, per cui le trascorrevamo nel paese nativo di mia mamma. Per cui io vivevo 3 mesi all'anno, anche perché allora la scuola non iniziava follemente in estate a settembre, ma iniziava il 1° ottobre. Quindi trascorrevamo alcuni mesi nel paese di mia mamma e lì io avevo l'occasione di sperimentare e praticare la lingua siciliana, perché tutti i picciriddi del paese parlavano in siciliano, prevalentemente in siciliano, no? Ed erano i miei compagni di gioco, quindi ho avuto questa grandissima fortuna, perché in famiglia i miei genitori hanno parlato in siciliano. Ecco, la nostra famiglia era una famiglia in cui si parlava sia siciliano che italiano, non c'era una prevalenza delle due. E però purtroppo il contesto esterno già ai tempi in una città come Palermo non favoriva l'uso del siciliano. In paese era tutta un'altra cosa, ed è questa anche oggi si vede nelle statistiche, la lingua siciliana è più diffusa nei piccoli centri rispetto ai grandi centri. E devo dirvi che Palermo, tra le città siciliane, forse è una delle meno siculofone, perché io sono stato a Catania, ho vissuto a Catania una stagione sportiva e ho notato ai tempi, un po' di tempo fa, quindi ora la situazione probabilmente purtroppo sarà cambiata anche a Catania, ma ho notato una grossa differenza con Palermo. A Catania erano gli anni 90, io sentivo parlare in siciliano, anche chi si rivolgeva a me, giocatori della squadra di livello culturale alto, non disdegnavano ogni tanto dire qualcosa in siciliano, cosa che a Palermo era un po' più difficile da sentire. Ma voglio di nuovo ristabilire il contatto con chi ci ascolta. Qui Arianna, innanzitutto faccio vedere quello che ha detto prima, che avrebbe scritto così. Invece qualcuno non conosceva questa filastrocca. No, ma se mi dai il permesso, io prima di salutarvi la ripropongo, così vi saluto anche così, salutando anche Fonso, desidero salutare anche il maestro che ci starà ascoltando, il maestro Patti, il quale è non solo un grande poeta, ma il primo traslatore in Italia dall'italiano all'aulico siciliano. E quello che mi ha fatto innamorare dell'aulico, ecco perché poi ne sono diventata interprete, è lo studio, la ricerca. Quello che dovremmo fare, dovremmo dare, questa cosa la dovremmo portare nelle scuole siciliane, e la possibilità di partire dall'ortografia, dai basamenti etimologici, quindi le origini delle parole, la sintassi. Tutte queste cose sono importanti perché si dia la possibilità di partire dalle radici della nostra lingua e con le sue quindi evoluzioni e varianti che poi sono i dialetti, Fonso. Quindi dare questa educazione e partire dalle scuole proprio da questo è fondamentale, perché ci si arricchisca e perché tutto si stabilizzi, non solo dalla nostra terra al mondo. È vero, professoressa? Arianna, dico bene? Sono personale. Sì, è Sì. proprio così, perché la scuola in fondo è il posto fisico dove i bambini trascorrono tantissime ore, soprattutto adesso che ci sono questi tempi prolungati. È il momento in cui il bambino è pronto a imparare, è disposto anche a imparare, non può scappare. Non si scappa a scuola, Esatto. Puoi scappare da me che ti leggo una Esatto. filastrocca, ma a scuola non scappi. E quindi bene che Nino Barone e Flavio siano riusciti
ad avere questo Intanto un bacio a Flavio, questo ragazzo, Flavio, che ha questi occhi aperti veramente al mondo, a proposito di mondo. Flavio, ciao, ciao. Allora, Fonso, io la reinterpreto, così vi saluto, io chiudo il mio sipario stasera. C'era una volta il re, baffe, biscotti e minè. Sto re c'aveva una figlia, ma figlia, biscotti e miniglia. Sta figlia, ma figlia, biscotti e miniglia, aveva un aceggio, ma fegio, biscotti e mineggio. Un giorno s'aceggio, a bulò. Allora, ma fai biscotto e minè, dissi, a cuciova l'aceggio, ma fai biscotto e mineggio, ci dugna mia figlia, ma figlia biscotto e miniglia. Giovanni l'aceggio, Giovanni. Ci risse in carrosso che era favoso, fetoso, biscotto e menoso. Allora l'ora baffè, biscotto e menecci dissi. E io, appena c'eddo, baffetto, biscotto e meneggio, ti dava a mia figlia. Ma figlia e maniglia, mattine, sciò, favoso, fetoso, poroso, biscotto e menoso. Grazie. Grazie Ciao mille. Giada, Davvero. grazie per essere stata con noi, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi, professoressa Arianna, un bacio, grazie. Grazie. E allora Nino, per chi ci ascolta, bisogna dire che Nino non è soltanto un poeta, è anche un profondo conoscitore della lingua siciliana e tiene dei corsi, viene chiamato a tenere dei corsi, delle conferenze. Mi piacerebbe che ci parlassi dei prossimi appuntamenti o di quelli che sono attualmente in atto. Allora, ti posso dire che proprio oggi è stata diffusa la locandina dell'associazione Trapani 50 e più, con la quale ormai collaboro da diverso tempo, e sono state aperte oggi le iscrizioni ai vari laboratori che diciamo l'associazione propone a tutti i suoi iscritti e a chi ovviamente si vuole iscrivere. Tra questi laboratori c'è anche il laboratorio di lingua siciliana che è stata confermata. Diciamo, avrò ancora in questa stagione l'onore di condurre un po' io, diciamo, tra virgolette, i partecipanti, gli allievi in questo viaggio nella lingua siciliana, nella sociolinguistica, nella morfosintassi. Quest'anno conosceremo, oltre a parlare di scrittura e di dizione della lingua siciliana, ma conosceremo anche autori della lingua siciliana, quindi faremo anche così un viaggio nella letteratura siciliana che, come sappiamo, è ricchissima. Quindi abbiamo ai primi di ottobre iniziano questi laboratori e quindi questa è la novità proprio di oggi, che abbiamo diffuso la locandina per l'apertura. Ne daremo notizie. Anche io però, Fonso, anche io come Arianna e come non mi ricordo l'attrice che ci ha appena Giada, ecco, sono stato pure io svezzato un po' diciamo a suon di nuvinaglie, a suon di mini minaglie, indovinelli, filastrocche. Ce n'era una che sono sicuro non conoscerà più nessuno, che quando io ero piccolo avevo circa 8 anni. Vediamo. Una mia zia che era già molto avanti nell'età mi diceva questa filastrocca che mi induceva alla riflessione, perché vedi, le filastrocche, gli indovinelli, i proverbi, i modi di dire, una volta
erano considerati la scuola domestica, perché non tutti potevano permettersi di studiare attraverso questi, perché i proverbi, gli indovinelli insegnavano una morale, ecco perché considerati scuola domestica. Lei mi recitava spesso questi scioglilingua in siciliano. Misi luduru mio a moggiu misi, enda luduru lu moggiu iuccia via, vinni lu moggiu cu lu son palisi, e si purtau luduru paso via, dinari una via, piffari spisi, accurdare si cu buono non si podia, come avvisa stu dubbium da un mesi e lo mascio della poesia. Poi continuava, stanno venendo li nostri due paci, che ora ne venno paci e mariti, di sopra hanno li figlioletti nati, senza peccato, come voi sapete. Ecco, e io dovevo cercare di capire e individuare l'argomento, il tema, ed era difficilissimo, però pure se non riuscivo nell'intento a raggiungere l'obiettivo, era come lavoravo con la mia mente, con la mia fantasia, con la mia intelligenza. Ecco, anche se il proverbio, non, diciamo, il significato non si attrappava in un primo momento, in un primo approccio, però ti sforzavi a lavorare con la testa, con la tua intelligenza, con la tua fantasia, e questi proverbi come i nuvinaghi e tutto quello che la cultura siciliana ci regala in questa direzione erano la scuola domestica. Mia madre, per esempio, è stata prelevata da scuola in terza elementare perché doveva badare i suoi fratelli e le sue sorelle più piccole di lei. A 8 anni era già una mamma perché doveva aiutare. Ecco, molti casi come mia madre erano all'epoca, diciamo, presenti, e quindi i proverbi insegnavano a smuovere l'intelligenza del ragazzo, della ragazza. Ecco perché ti sforzavano e ti dovevi sforzare a trovare il significato. Quindi questa è la bellezza della cultura siciliana e la bellezza della nostra lingua siciliana. Sapete, Arianna, io non ci conoscevamo, però sai, Fonso forse più volte gliel'ho accennato, a me è la curiosità di scoprire e di studiare la lingua siciliana, ma anche i dialetti della lingua siciliana, quindi le parlate. È capitato perché ho sentito da un collega agrigentino, mentre parlavo a telefono, una frase che io lì per me era incomprensibile. Si casdò Lucasdino. Stava parlando con sua moglie e gli diceva questa frase: si casdò Lucasdino, lu pigliai stu pane casdu. Io a questo punto mi sono informato e lui mi ha tradotto la frase: si è scaldato lo scaldino, l'hai preso il pane caldo caldo. Ecco, allora tutte queste evoluzioni mi hanno talmente incuriosito che ho diciamo approfondito la materia, e lì nell'agrigentino è un po', come dire, un vivaio di dialetti e di curiosità molto importanti. Per esempio ci sono zone, Fonso, che loro la L non la pronunciano, ma se noi diciamo per esempio altro in siciliano diciamo augiu, così come nella maggior parte, diciamo, della regione. Lì dicono andru, quindi la U di augiu diventa N. E ecco, per esempio, sentivo un papà, mentre che c'era una corsa a ostacoli, dire alla propria figlia, incitava la figlia: forza, santa, ma piglia l'angelo, forza, santa. Allora a questo punto mi sono chiesto: santa sarà il nome della fanciulla, della ragazza? Il papà invece santa è sauta, perché loro la L italiana non la traducono in U, ma la traducono in N, quindi gli diceva: salta, forza, salta, vai a prendere gli altri. Poi mi sono trovato ad Alimena, in provincia di Palermo, e lì quello che in tutta la Sicilia diventa per esempio GH, famiglia, lì diventa famiglia. E per esempio, ecco, lui, c'era un signore, perché era in un premio di poesia, mi ha detto: chi sto tuo figlio?
Ecco, vedete, poi mi sono portato a Modica nel Ragusano e lì il dialetto è di una bellezza eccezionale. Loro, per esempio, mentre nell'isola i termini per dire albicocca sono più che altro varcocu e pircocu, quindi uno che viene dal latino e l'altro dall'arabo, lì dicono chiricuopo, oppure dico Accianaia Luciano ed era Cinu di Ciuri. Ma che fai, Cianci? Pigliati chiave. Ecco, vedi tutta l'evoluzione. Chi non conosce tutte queste evoluzioni, ovviamente non può mai capire la differenza tra dialetto e lingua. Bisogna conoscere dal basso i dialetti, le parlate. Se andiamo nel messinese, abbiamo delle morfosintassi slave. Allora, se uno lì in alcune aree di Messina deve dire voglio mangiare, dice praticamente così: voglio mi mangia. Ecco, vedete? Esatto, voglio mi mangia. Oppure voglio mi lavare. Ecco, sono tratti di morfosintassi delle lingue slave. Quindi capite bene, chi non parte dal basso, proprio dal substrato dialettale, non può capire me, Fonso, Peppe Gerbino, quando parliamo di una lingua letteraria, una lingua, ecco, più, come dire, colta rispetto a tutte queste varianti, ma che rappresentano però il vero patrimonio, ecco, del siciliano. Vorrei dire una cosa. Nino, hai detto benissimo, ti chiedo di spegnere l'audio per l'eco. No, c'era Flavio che vuole dire una cosa. Ah, prego. Allora, io oltre al... Più vicino Flavio, perché io ti ho interrotto perché non ti sentivo, Ora va bene. Ovviamente oltre al libro parliamo al libro illustrato dai bambini dai 6 ai 10 anni, c'è anche questo libro. Aspetta, vediamolo meglio. Ecco, ora... Nino! Flavio ha un soprannome! No, Flavio Bomberuno, lo spieghiamo il perché! Allora, spiega. No, allora, praticamente questo soprannome nasce da Cristiano Ronaldo. No, c'è ovviamente un motivo, non è perché ovviamente no, ho visto che giocava bene e mi sono messo sotto soprannome così. Me lo sono scelto tramite ovviamente la solita tecnologia, i videogiochi. Però allora avevo una PlayStation molto più discreta E di perché quella. Bomber? Il bomber è appunto da Cristiano Ronaldo, e quando sono andato su FIFA 22, che è un gioco sportivo di calcio, praticamente giocando nella sua carriera dopo un paio di partite, ho vinto comunque, dopo un paio di partite. Sono andato nelle sue personalità e ho visto qualcosa con su scritto un bomber implacabile. Allora, in questo caso implacabile non gliel'ho messo perché mi sembrava troppo opprimente, nel senso, non mi sento così Implacabile, però Bomber sì, Però Bomber. Bomber me lo sono messo pure perché è collegato con il calcio, tutte queste cose, con il fatto di segnare. E per quanto riguarda questo libro, e chiudo, si può trovare su Amazon, oppure se in questo caso, come il signore di prima, quello che ha fatto la domanda, non è sicuro di acquistare su Amazon, o glielo posso spedire, o viene qui a Trapani e glielo do io. Perfetto, è una piccola appendice su questo libro. Questo è un libro invece che ha scritto lui di suo pugno, è un diario, e per me rappresenta, Fonso, che tu conosci un po' tutta la situazione, rappresenta un documento molto importante per quello che è il suo livello cognitivo, il suo diciamo, ecco, il suo livello di creatività che ha messo in
in questo libro. E questo libro abbiamo venduto migliaia e migliaia di copie, lo hanno acquistato a Seul, a New York, insomma negli Stati Uniti, a Milano, nel Settentrione d'Italia, insomma, e con questo ricavato abbiamo comprato le cose che abbiamo detto poc'anzi. A voi la parola. Flavio, ma è vero che hai ricevuto una chiamata da una persona molto importante, nostro conterraneo corregionale, un presidente della Repubblica, Mattarella? O è una leggenda metropolitana? No, di certo non è una leggenda metropolitana perché, perché ovviamente io non me l'aspettavo, ovviamente il tutto lo devo a un poeta castellammarese che si chiama Nino Pedone. Senza di lui ovviamente potevo aspettare anche anni e non mi rispondeva. Ora, ovviamente tramite il ponte, cioè di lui, nel senso che c'è questo contatto perché lui è amico stretto, giocavano insieme quando Mattarella veniva qui a Castellammare per le vacanze estive, da quello che mi è stato riferito, e poi non so altro, però ho ricevuto il 27 febbraio 2025 la chiamata del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La voce, molti pensavano che era finta, ma la voce era quella. Io la sua voce oramai la conosco a memoria. E poi e si è letto pure questo libro, come vi ho fatto vedere prima. Poi ovviamente il mio libro è arrivato anche ad altre persone importanti che non sto qui a raccontarmi, però già questa cosa del capo dello Stato è già una cosa buona. L'altra volta per puro caso è sceso qui un calciatore, diciamo, un calciatore famoso, campione europeo 2000. Lo puoi dire il nome? Chi è? Sì, no, sì, lo sto dicendo. Campione europeo 2020-2021 ed è Leonardo Bonucci. Siccome un'associazione che si chiama Life Charity collabora con questo giocatore, è sceso qui a Trapani per inaugurare un campo che hanno preso in gestione questa associazione, e in quell'occasione io ho dato una copia del mio libro e la foto si può trovare sui miei social e sulla mia community di YouTube. Solamente questo per completare il suo discorso. Allora, intanto col Presidente della Repubblica, dopo quella telefonata, si scrivono, hanno un rapporto epistolare, si scrivono, lui gli scrive delle lettere, il Presidente gentilmente gli risponde alle sue lettere, quindi c'è questa in attesa di poterlo incontrare. Il Presidente nel momento in cui ci sarà la possibilità di poterlo ricevere al Quirinale, andremo a via. Per ora il periodo è quello che è, quindi non è un periodo molto bello in linea di massima, quindi non c'è questa grande cosa. E insomma, questo è il mondo incantato di Flavio Bomberuno. Grazie Nino e grazie Flavio per averci fatto entrare un momento in questo mondo. Sono le 22:47, abbiamo sforato l'ora e mezza. Capita poche volte, so che Arianna aveva da fare. Allora, anche io qui. innanzitutto, prima di andare via, perché i miei bambini sarbaggi sono a casa di una mia amica e li devo andare a prendere. Allora, innanzitutto volevo ringraziare il presidente Fonso Genchi, che l'ho ringraziato anche nel mio libro, è stato straordinario, perché dovete sapere che io ho scoperto dell'Accademia della Lingua Siciliana quando il mio libro era pronto per essere stampato. La settimana prima, era un fine settimana, io avevo l'appuntamento con la grafica il lunedì e ho visto insomma che c'era questa accademia. Mi ha aiutato tantissimo, lo scambio di mail che abbiamo avuto è prezioso per me, perché ogni mail era dettagliata e piena di tutte le informazioni che avrei voluto avere anche prima, ma non sapevo appunto dell'esistenza di questa accademia, e questa cosa è capitata proprio nel momento giusto. Grazie. Volevo ringraziare anche Nino Barone, il poeta Nino Barone, e Flavio, perché siete fantastici anche voi. Io sono molto felice di avervi conosciuto, seppure virtualmente, e sono felice di vedere che ci siano delle realtà di grande inclusione anche in questo senso culturale, no? Un ragazzo che segue comunque il padre fa una cosa bella,
non è soltanto il partecipare a un evento per la disabilità, no, è un lavoro attivo, culturale, che aiuta tutti, non solo Flavio, ad avere questi incontri magici e queste telefonate pazzesche, perché credimi, non è che capita a tutti di ricevere attenzioni da persone che sono comunque impegnate e che sono lontane dal nostro mondo, quindi veramente complimenti, davvero. E mi auguro che ci siano, anche a te. sì, speriamo ci siano occasioni per incontrarci. Io adesso mi cerco il libro, perché Amazon a quanto pare spedirà anche in America. Anche noi faremo la stessa cosa. Sarà Ci sembra bello. il minimo che possiamo fare. Sì, ma poi sono veramente curiosa anche perché mi serve. Cioè, i miei bambini parlano siciliano soltanto con mio papà e telefoniamo quando possibile, quasi tutti i Sono giorni. utili, sono. Sì, Comunque sì, ci il possiamo mondo c'ha bisogno seguire di anche, se certo, vuoi ci possiamo sui seguire social. anche tramite social. Noi siamo molto attivi Siete su molto Facebook, attivi, ma vi anche su vedo molto YouTube. attivi. Ecco, Flavio Bomberuno, poi basta digitare Flavio Bomberuno e ovunque. E ti trovo subito, Quindi, Flavio. esatto. Perfetto, io vi saluto, vi auguro una bellissima Grazie. serata. Qui Ciao, sono le 4 di grazie. pomeriggio, o ancora qualche ora. Benissimo, Allora, buon grazie pomeriggio. mille. Noi andiamo a letto. Sì, infatti. Andiamo tutti a... Chiudiamo qui, ovviamente. Sì. Ringraziamo tutti gli ospiti che abbiamo avuto, ovviamente, ringraziamo tutte le persone che ci hanno ascoltato. Alla fin fine abbiamo parlato di tante cose, che non ho fatto vedere molte slide un po' più tecniche sulla trasmissione intergenerazionale, ma chi se ne frega, l'importante è che abbiamo parlato della lingua di siciliana, ogni tanto abbiamo pure detto qualcosa, diciamo, in siciliano, e invogliamo ancora una volta tutti quanti a parlare in siciliano dentro la propria famiglia, con i vostri picciriti, con i vostri figli, nichi, parlateci pure, magari, videmma in siciliano. E con questo augurio, con l'augurio che la lingua siciliana possa essere trasmessa di generazione in generazione, e con essa la cultura e la nostra identità, salutiamo tutti, vi diamo appuntamento alla prossima diretta, che non sappiamo quando sarà, e ricordiamo che questa diretta è stata fatta anche con il patrocinio dell'Auclis, Associazioni Unite per la Cultura e la Lingua Siciliana, che è una cosa bellissima, una unione che fa la forza di molte associazioni che si battono per appunto la tutela della lingua siciliana, la trasmissione della lingua siciliana. Grazie ancora a tutti, una buona serata. Buonanotte. Una buona serata e alla prossima.